Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora quantomeno Ilaria Salis ci risparmi le cazzate sull'antifascismo. Scusate il linguaggio non stilnovista, ma l'esasperazione su questa vicenda ormai è troppa per qualunque uomo di buon senso, oltre diciamo la distinzione destra-sinistra. Sì, perché oggi per la seconda volta nel giro di poco tempo l'Europarlamento per un soffio ha confermato l'immunità alla europarlamentare di AVS e quindi ne ha impedito il diciamo, ritorno in Ungheria a affrontare le conseguenze delle accuse che le venivano mosse. Tra l'altro sulla carta in teoria la maggioranza era sfavorevole ampiamente a Ilaria Salis, poi ci sono stati un bel po' di franchi tiratori diciamo nell'area di centrodestra e stando alle cose italiane, mettiamola così, tendiamo a escludere che siano della Lega e anche di Fratelli d'Italia, via, valutate voi qual è l'elemento che rimane. Ma al di là di questo, attenzione, noi qui non è che siamo felici quando qualcuno va in galera, noi siamo solidamente garantisti anzitutto per gli avversari, ma garantisti nel processo, cioè garantisti rispetto a qualcuno che affronta delle accuse in un processo, accuse che sono infondate fino a prova contraria. Ma se uno si sfila dalla partita e impedisce a priori che vengano verificate queste accuse, è un po' un'altra musica. Accuse peraltro non esattamente secondarie. Ricordiamo che l'onorevole Salis era accusata di lesioni gravi, potenzialmente letali e altre attività criminose unitamente a un'associazione criminale che si chiama Banda del Martello, diciamo che non si ispira ai principi gandhiani della lotta pacifica. Ma questa accusa evidentemente pare non si potrà appurare e no, non è una bella notizia per nessun uomo di buon senso e neanche di garanzia. Ecco, almeno ci risparmi la lezioncina sull'antifascismo, perché l'onorevole ha festeggiato sui suoi social con la frase surreale che viene direttamente da Marte o da 80 anni fa: siamo tutti antifascisti. No, onorevole, non siamo tutti antifascisti, anzitutto per un momento non nel senso in cui lo intende lei chiaramente, anzitutto per un'evidenza storica, per cui oggi, ma neanche da ieri, dal 45, non esiste più il fascismo, quindi oggi se vogliamo, come vogliamo, fare delle battaglie per la libertà, dobbiamo definirci, che so, anticomunisti, visto che la principale dittatura sulla terra, la Cina, è una dittatura di stampo comunista, possiamo dirci anti-islamisti, visto che gli stati o le entità terroristiche che diffondono terrore nel mondo contemporaneo lo fanno 9,9 volte su 10 in nome di Allah. Possiamo dirci tante cose, ma definirsi antifascisti nel senso in cui lo intende lei è anzitutto un anacronismo, diciamo. E poi appunto il problema è il senso in cui lo intende lei, cioè è il solito utilizzo all'italiana del termine antifascista, giusto di per sé nel senso di presidio della libertà contro ogni dittatura, che in Italia viene buttato nella cacciara ideologica sempre più bieca e anacronistica. Appunto, antifascisti si sono definiti galantuomini pro pal, che hanno devastato le piazze in questi giorni, bloccato il paese in questi giorni, che peraltro inneggiano agli eredi di coloro che stavano col nazifascismo, i galantuomini di Hamas, perché ricordiamo che il Gran Muftì di Gerusalemme, autorità islamica palestinese, era un dichiarato alleato di Hitler e Mussolini, quindi contorsioni ideologiche folli e utilizzo strumentale ideologico del termine antifascismo, proposto da una signora che per stare all'Italia, non all'Ungheria, ha già 4 condanne definitive, tra cui resistenza pubblico ufficiale, una per esplosioni, una per sgombero di uno stabile. Diciamo che non andiamo lontano dal vero se diciamo che l'antifascismo per la signora è politica antagonista e non sempre ispirata alla non violenza, visto appunto le condanne definitive che ha in Italia. Allora, tutto questo è già abbastanza mortificante, tristanzuolo. Chiudiamo qui la vicenda, affatico ormai a parlarne, ma onorevole Salis, quantomeno ci risparmi la lezioncina, o meglio, la cazzata sull'antifascismo. Grazie a tutti, a domattina.